Amici di Radio Guest, amici di Radio Company, ben ritrovati. Oggi siamo con un grande amico, Luigi Vignando. Buongiorno Luigi, benvenuto qui in Radio Guest. Buongiorno a te Igor e a tutti voi. Peraltro io e Luigi ci conosciamo da tantissimi anni e ci siamo sempre intravisti tra un evento e l'altro. Quando hai iniziato a muovere i primi passi? Nel mondo della comunicazione fin da ragazzino. Ho iniziato facendo il collaboratore di giornali locali, quindi scrivendo un po' di cronaca dei paesi. Io sono originario di San Giorgio di Nogaro e di calcio, che è una delle mie principali, se non la principale passione. Poi mi sono laureato in comunicazione pubblicitaria, in relazioni pubbliche, all'Università degli Studi di Udine, nella sede distaccata di Gorizia, e ormai da quasi 15 anni lavoro nel mondo della musica. Ho esordito lavorando diversi anni per Azalea Promotion, uno dei principali local promoter del Triveneto, ricoprendo un po' tutte le mansioni, dalla comunicazione al booking, all'affiancamento alla produzione. Quindi ho avuto la fortuna, la possibilità di acquisire competenze a 360 gradi. Poi sono approdato nel 2012 in una multinazionale a Milano, Vivo Concerti, in qualità di responsabile marketing e comunicazione. Ci sono rientrato in Friuli Venezia Giulia e assieme a Matteo Romano abbiamo fondato la nostra società, che si chiama Vigna PR SRL. Esatto. Luigi Vignando, ricordiamo quando nasce Vigna PR. Nasce nel 2014, è un progetto che è sempre esistito dentro di noi, che si occupa di management, quindi della gestione degli interessi di alcuni artisti nazionali e internazionali. A noi piace cercare di creare chiamiamolo un prodotto, un progetto, quindi assieme all'artista di idearlo sin dalla nascita, dal concept del disco, dal concept di comunicazione, dell'immagine, la gestione quindi della comunicazione, ma anche la tournée, quindi suonare nei teatri, suonare nei palazzetti, suonare in venue naturalistiche, anfiteatri storici. Management significa curare gli interessi di un artista a 360 gradi, sia in ambito musicale ma non solo. Quindi voi prendete un po' l'artista, accordate con l'artista, lo conoscete e poi gli create lo spettacolo, cioè il management, tutto quello che gli sta attorno su sua misura, giustamente. Sì, non solo lo spettacolo, il live poi forse la punta dell'iceberg, forse è la parte finale. Ci siamo specializzati molto nel crossover, che è questo genere che mixa un po' la classica rock, il pop e la fusione di vari generi. Andiamo molto alla ricerca di artisti che sono magari già affermati in alcuni paesi, ma non ovunque, per cercare di farli crescere e lavorare in tutto il mondo. La Vigna PR durante l'estate 2020 cosa sta facendo e come si è organizzata? Noi già da alcuni anni seguiamo le rassegne di Villa Manin Estate, supportando l'ERPA, che è Interregionale per il Patrimonio Artistico e Culturale, e il No Borders Music Festival, assieme al Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, che ha ideato questa straordinaria rassegna al confine tra Italia, Slovenia e Austria già 25 anni fa. Quest'anno chiaramente ci sono delle limitazioni di capienza. Si era partiti con la capienza di 1000 persone. Villa Manin è stata una tra le primissime rassegne in Italia a ripartire secondo tutte le norme vigenti, in sicurezza. Devo dire che il pubblico comunque sta rispondendo molto bene, si vede che aveva voglia e sta rispondendo bene anche dal punto di vista dell'educazione, del rispetto delle regole e del prossimo. È fondamentale e dobbiamo dire che il pubblico ha una buona educazione e questo sicuramente è di aiuto per voi che state organizzando questi eventi anche di una certa rilevanza. Luigi Vignando lavora nel mondo della comunicazione da tantissimi anni, da 15 anni. La Vigna PR che è partita nel 2014, tanti saranno naturalmente i tuoi amici e collaboratori. Vogliamo ringraziare qualcuno, immagino che tu ne abbia più di qualcuno. Sicuramente per queste due rassegne la Regione Friuli Venezia Giulia, l'ERPA e Villa Manin, tutto lo staff, capitanato dal responsabile degli eventi Luca Moretuzzo, e il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, il comune di Tarvisio, che supportano il No Borders,
organizzano da tanti anni. Anno Borders quest'anno ci sarà Elisa, Brunori, Luca Sulici dei Tucellos, Manu Ciao, Mannarino, Raymond Zovino, Mario Biondi, Diodato, nomi veramente di fama nazionale e internazionale in un'estate dove non era assolutamente scontato. Grazie Luigi Vignando, gentilissimo di essere stato qui ospite a Radio Guest, e noi ti facciamo gli auguri per il lavoro di quest'estate, ma anche per il lavoro degli anni futuri. Grazie ancora. Grazie.